Ciao, sono Andrea Guzzo, in Reti sono un data scientist, mi occupo di informatica, di esperimenti predittivi, di intelligenza artificiale e nel tempo libero sono anche uno studente di informatica di magistrale all'Università degli Studi di Milano Bicocca. La prima volta che ho incontrato Reti è stata 3 anni fa, più di 3 anni fa, ad un open day in università legato appunto al mondo del lavoro. E da quel momento in poi, insomma, la storia è lunga, mi sono dedicato ai primi progetti di machine learning e sono subito entrato in azienda con uno stage formativo. In Reti ho fatto diversi progetti, mi sono occupato principalmente di dati, quindi ho iniziato facendo l'analista, poi ho fatto degli esperimenti, diciamo, di machine learning con diversi nostri clienti. Mi sono occupato anche di analisi funzionale con alcuni clienti in ambito bancario, ho realizzato dei chatbot, inoltre ultimamente sto partecipando al Reti Data Lab, che è questo laboratorio innovativo che stiamo portando avanti. Per me il Data Lab è un laboratorio di innovazione sperimentale dalla durata di 6 mesi e ha 2 obiettivi principali. Il primo obiettivo è sicuramente quello formativo, quindi formare delle persone su nuove metodologie e nuovi strumenti di sviluppo in ambito di intelligenza artificiale, machine learning e dati. E come secondo obiettivo è quello di realizzare dei progetti, dei casi d'uso con dei dati dei nostri clienti per arrivare appunto alla costruzione di nuove soluzioni. Allora, per me il Data Lab significa passione, significa innovazione, significa anche futuro, perché appunto nel Data Lab sono una figura senior che si occupa di fornire ai ragazzi delle nuove competenze, delle nuove tecnologie, dei nuovi metodi di lavoro che nell'ambito dell'intelligenza artificiale, che sicuramente sono il futuro, diciamo, del nostro mercato del lavoro, del mondo del lavoro. È molto bello riuscire a portare avanti appunto assieme, tutti assieme, questa attività innovativa e sicuramente stimolante. Reti si descrive con 3 parole principali che per me sono tecnologia, connessione e condivisione.